Questa esperienza è straordinaria perché per lo più noi conosciamo la parte quella lì più turistica della Sardegna, quindi soprattutto le coste. Sì. L'entroterra è sempre un pochino un mordi e fuggi, no? I turisti che fanno? Vanno negli agriturismo, mangiano quel pranzo o quella cena e poi vanno di nuovo sulla costa. Quello che stiamo scoprendo è un'infinità di prodotti pazzeschi in delle piccole realtà e la cosa veramente che mi emoziona, mi entusiasma è il fatto che tanti giovani si stanno riavvicinando a quello che è la terra, i prodotti della terra, quindi dall'agricoltura, all'allevamento, ai prodotti. In questo caso sto facendo dei formaggi pazzeschi di pecora, latte di pecora, crudo, latte crudo, ed è straordinario, è piena di sorprese. È una preghiera ai sardi, fate conoscere sta roba, perché se no non arriva da noi, capito? Ed è un peccato veramente. Però quello che dico pure, mantenete sempre una grande qualità come state facendo e così veramente potete entusiasmare il mondo.